È una delle attrazioni più antiche, ma negli anni non ha perso il suo fascino. La ruota panoramica, collocata nell'area portuale di Santa Margherita Ligure, ha offerto suggestioni e panorami mozzafiato a quanti in queste settimane abbiano sperimentato l'ebbrezza di un giro in giostra. Ad usufruirne sono stati non solo i turisti o i passanti, ma anche persone del luogo che hanno potuto vedere la loro città da una prospettiva diversa. Il giro raggiunge il suo apice quando, giunti alla sommità, si possono ammirare le bellezze paesaggistiche del golfo. Quello che è di bello la ruota è che più c'è gente e più stai su, perché il tempo che scarica e che carica le persone, se invece sei solo fai 3 giri e finisce. Ecco, si fanno 3 giri ogni biglietto. Sì, qua è molto bello, vedi tutto il porticciolo, vedi tutta Santa Margherita, è bella la visuale. Ecco, però a mettere su tutto questo sistema è anche, insomma, è faticoso. Quanti siete come addetti? Siamo in 7 persone e ci vuole un paio di giorni a montarla e un paio di giorni a smontarla. Le festività di Pasqua a Santa Margherita Ligure sono state caratterizzate da una molteplicità di iniziative, dalla 19ª edizione della mostra floro-vivaistica L'erba persa a Villa Durazzo al volo con idrovolante che ha consentito una veduta aerea della città. Per quanti si fossero persi un giro in ruota panoramica c'è ancora una possibilità. Il 1 maggio ancora è possibile. È ancora funzionante. Perciò possiamo invitare anche a fare un giro a Santa sulla ruota. Mi raccomando che veniate tutti, che non manchi nessuno.